Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario, l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Patuanelli e il coordinamento 15 ottobre a Trieste, durante il quale lo stesso coordinamento ha ribadito la richiesta di cancellazione del Green Pass e dell'obbligo vaccinale. Sentiamo com'è andata nel servizio a cura di Andrea Pierini. Non retrocediamo di un passo. Il coordinamento 15 ottobre, dopo l'incontro con il ministro Stefano Patuanelli, ha confermato che dal primo punto, via l'obbligo di Green Pass e vaccinazione, al momento solo per il personale sanitario, non si fanno passi indietro. Il vertice con Patuanelli è avvenuto alla scuola di polizia nel rione di San Giovanni. Poi Stefano Puzzer, portavoce del gruppo, con il megafono ha arringato la folla in Piazza dell'Unità d'Italia, confermando che il ministro ha recepito le richieste che saranno presentate nel prossimo Consiglio con il premier Mario Draghi in calendario martedì. Puzzer ha poi chiesto alla piazza di sciogliersi e di mantenere alta l'attenzione in vista proprio della prossima settimana, quando, presumibilmente, si terrà una nuova manifestazione, anche solo statica. Il Ministero della Salute, per voce del viceministro Andrea Costa, in ogni caso ha detto che sulla cancellazione del Green Pass non ci sono molti margini. Fino a martedì dunque la protesta viene sospesa, anche se ognuno potrebbe organizzare dei presidi o dei cortei in qualsiasi città italiana. Poi si vedrà sulla base di quella che sarà la risposta del governo. E a proposito di Green Pass, nella serata di ieri la questura di Pordenone ha sanzionato 4 persone che all'interno di una pizzeria di Fontana Fredda erano prive della certificazione verde e tra questi anche il titolare e la moglie risultavano sprovvisti. Accertate le violazioni, sono scattate 4 multe da 400 euro l'una ai 2 gestori, anche per omesso controllo, e alla coppia di avventori perché senza certificazione. E sono scesi a 66.600 le persone senza vaccino in Friuli Venezia Giulia, parliamo di lavoratori in questo caso, pari al 13,4% degli occupati. Di questi 14.600 sarebbero scoperti dal Green Pass. Queste le stime calcolate dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Sentiamo. Il Friuli Venezia Giulia si piazza all'8° posto in Italia per la popolazione Novax tra i lavoratori. Si tratta di un esercito di 66.621 persone che ogni 40-72 ore si dovrebbe sottoporre a tampone per recarsi regolarmente al lavoro. Ma di queste, secondo la stima effettuata dalla CGIA di Mestre, rimarrebbero scoperti, ovvero senza Green Pass, 14.600 persone. Pur non essendo tantissime, la loro assenza avrebbe dovuto arrecare già qualche problema organizzativo alle aziende della regione, eppure, stando a sentire le stesse imprese, le assenze varierebbero tra lo 0 e il 5%, con rare punte al 15%. Questa è l'interpretazione che dà il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo. La sensazione è che molti dipendenti senza Green Pass stiano aggirando le disposizioni previste dalla norma, recandosi comunque in ufficio o in fabbrica, anche se non potrebbero. Nell'ultima settimana sono 7.400 le persone in Friuli Venezia Giulia che si sono convertite al vaccino, secondo i dati dell'AIFA, e la regione è a un passo dall'obiettivo dell'80% degli immunizzati. Sebbene la profilassi sia in lenta ma costante crescita, è evidente che il numero dei tamponi risulta ancora troppo elevato per le farmacie. La cosa che ci preoccupa è che il numero delle prenotazioni che sono state fatte è aumentato in un solo giorno da 109.000 prenotazioni a 117.000. Quindi noi in questo momento abbiamo già nelle nostre richieste 117.000 prenotazioni per i prossimi giorni. Diamo uno sguardo ora al bollettino sanitario di oggi con 150 contagi. In Friuli Venezia Giulia su 4.838 tamponi molecolari sono stati 133 le nuove positività per una percentuale di positività del 2,75%. Su 17.464 test rapidi antigenici ci sono stati 17 casi, 0,10%. 4 i decessi di oggi, 2 uomini di 80-87 anni di Trieste e 2 donne di 94 e 100 anni di Muggia. 8 è aumentato di una unità le persone ricoverate in terapia intensiva, 50 pazienti ospedalizzati in altri reparti. Altro fenomeno, oltre all'aumento dei tamponi che balza agli onori della cronaca, anche quello dei certificati medici in 10 giorni, lo dice l'INPS, in Friuli Venezia Giulia sono addirittura triplicati.
Molti di coloro che non vogliono vaccinarsi e neanche sottoporsi a un tampone hanno scelto la cosiddetta terza via per non presentarsi in ufficio, ovvero l'assenza per malattia. Una strada che potrebbe essere stata intrapresa da molti dei 4.755 lavoratori che in Friuli Venezia Giulia lunedì 18 ottobre si sono presentati dal proprio medico di base dichiarando di avere qualche acciacco di stagione. A rilevare questo dato è l'INPS, un dato che, sempre stando all'istituto pensionistico, è addirittura quadruplicato in 10 giorni. Venerdì 8 ottobre furono infatti 1869 i certificati ricevuti dall'istituto della nostra regione. Impossibile insomma non pensare che tutto questo non sia effetto di male di stagione, ma del Green Pass diventato obbligatorio nei luoghi di lavoro venerdì 15 ottobre. Senza Green Pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato e viene sospeso dal lavoro fino a 10 giorni e anche dallo stipendio, ma non può essere licenziato. Non solo, la sospensione prevede anche lo stop ai contributi assistenziali e previdenziali con effetto sul TFR, assegni familiari e altre erogazioni previste. L'assenza per malattia invece non ha alcuna ricaduta sullo stipendio e tutto il resto. Gli stessi medici dicono di avere le mani legate, meglio sarebbe chiedere a questo punto l'autocertificazione allo stesso lavoratore come forma di responsabilità nella dichiarazione della propria malattia. Per anni si è chiesto una maggiore maturità dei pazienti, che l'INPS, soprattutto chiamiamo l'INPS, soprattutto i datori di lavoro, avesse una maggior fiducia nella maturità del paziente e soprattutto per i piccoli acciacchi risolvibili in 2 o 3 giorni fosse più che sufficiente un'autocertificazione. Perché praticamente quella che io faccio, il certificato che io faccio, lo faccio sulla dichiarazione del paziente. Passiamo alla cronaca. Ladri acrobati la scorsa notte in un centro di telefonia del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Ad accorgersi del furto sono stati i responsabili del punto vendita che hanno chiamato immediatamente il 112. I malviventi, dopo numerosi tentativi andati vani, sono riusciti infatti a entrare dal tetto del negozio. È scattato l'allarme, ma i malviventi, che sono stati velocissimi, sono riusciti comunque a rubare un centinaio di smartphone, il cui valore in corso di quantificazione si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro. Indagano sul colpo i carabinieri della compagnia di Udine. Si spostavano in moto e facevano razzie nelle case. I carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli, supportati dai colleghi della stazione di Codroipo, hanno denunciato per furto continuato aggravato in concorso una coppia di nomadi residenti nel Friuli collinare che avrebbero rubato monili in oro, gioielli, orologi e denaro contante per oltre 2.000 euro in 2 case. Le attività investigative hanno poi consentito di raccogliere ulteriori indizi di colpevolezza per altri 2 tentativi di furto ai danni di 2 abitazioni a Coseano. Nel corso della perquisizione è stata anche ritrovata la moto Honda 600, considerata il veicolo utilizzato dai 2 per compiere i reati. Passiamo alla politica con il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, che oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io, ha affermato che Berlusconi è un nome spendibile per il Quirinale. Non è l'unico, ha poi precisato, ma è spendibile perché ha avuto esperienze di governo e questo è molto importante in quanto vede la questione da entrambi i lati. Bisogna scegliere in modo scevro, ha concluso, da pregiudizi. Fedriga ha anche intervenuto sul PNRR, se le regioni, ha avvisato il governatore e presidente della conferenza regioni, non saranno coinvolte, si rischia un flop. Buone notizie per le famiglie con persone non autosufficienti, in arrivo un contributo giornaliero per consentire a queste persone di essere assistite a casa, una vera e propria rivoluzione e sperimentazione attuata dalla Giunta regionale. Sentiamo. Una vera e propria rivoluzione nell'ambito dell'assistenza alle persone non autosufficienti. Con l'approvazione delle linee di indirizzo, la Giunta regionale avvia la sperimentazione per la domiciliarità delle persone fragili. Lo si potrà fare grazie a una quota di contributo giornaliero finalizzato fino ad ora per l'abbattimento della retta giornaliera a favore degli stessi ospiti non autosufficienti nelle residenze per anziani. In parole povere, una persona con determinati problemi potrà restare a casa e ottenere assistenza grazie al contributo. Ciò consentirà così alle persone di essere assistite all'interno del proprio contesto familiare. Per arrivare a questo cambio di passo nel solco di una riforma sanitaria sempre più spinta verso la territorialità e meno all'ospedalizzazione, la Regione aveva avviato in questi mesi un percorso di confronto e condivisione con tutti i soggetti pubblici e privati che già svolgono sul territorio azioni di sostegno alla domiciliarità di anziani non autosufficienti.
Il percorso, afferma l'assessore Riccardo Riccardi, consentirà di acquisire dati e informazioni oggi solo parzialmente in possesso dell'amministrazione regionale, in relazione ai bisogni da soddisfare e agli interventi necessari, sulla base dei quali sarà quindi possibile definire le caratteristiche dei progetti sperimentali, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, oltre che i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali. Qualche giorno fa erano apparse nuove scritte no pass sul murales realizzato dagli alpini raffigurante il generale Figliuolo che abbraccia l'Italia al casello tra Vivaro e Spilimbergo, ma gli stessi alpini l'hanno ripulito e il sindaco di Vivaro Mauro Candido ha voluto ricordarli e ringraziarli per il loro impegno. Sentiamo. Oggi sono qua al casello tra Vivaro e Spilimbergo per festeggiare assieme al gruppo alpini, in particolare Andrea Cleva, il ripristino dei muri e dei murales di questo manufatto che è stato oggetto di vandalismi nei giorni scorsi. Il lavoro degli alpini è sempre encomiabile e va fatto un plauso a loro, in particolare Andrea Cleva, per il fatto che riescono a tenere bene da conto questo immobile che sennò sarebbe abbandonato. Sono delle persone generose che si mettono a disposizione della comunità e anche in questo caso hanno voluto fare un'opera, diciamo, bellissima e significativa per tutti noi. Veniamo allo sport, Udinese e Pordenone domani scendono in campo, i bianconeri contro l'Atalanta, i Ramarri con la capolista Pisa, una partita che segnerà quest'ultima anche il ritorno in panchina di mister Tedino. Sentiamo entrambi i due mister. Il piano partita, l'Atalanta lo fa cambiare praticamente a tutti gli avversari in Serie A. La peculiarità del gioco dell'Atalanta impone che tu, e la forza contestualmente, perché non è solo la peculiarità del gioco, è la forza degli interpreti di quel gioco, fanno cambiare un po' a tutti alcune cose. Non è quello il problema da questo punto di vista. Spero che siamo pronti e con le idee chiare. Sono molto emozionato, normale che la voglia, l'energia, l'entusiasmo deve essere contagiante e conto di trasferirlo quanto prima alla squadra perché ne ha bisogno. Io non ho bacchette magiche, non ce le ha nessuno, io spero solo che la squadra abbia un pochino più di coraggio. È un esordio sicuramente sulla carta proibitivo, però noi cerchiamo di trovare la nostra identità, di essere molto attenti alle doppie fasi, alle due fasi, e quindi di essere una squadra comunque che cerca di proporre qualcosa di interessante. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.